Non vi preoccupate, lo faccio il video, che vi credete? Guarda, però vi dovete guardare prima il 3 ore prima, perché io ho fatto una scommessa. Guardate. Guardate che ore sono. Faccio vedere. Essendo l'una qua, probabilmente le 6, per un fatto di fuso orario, ovviamente. E io adesso mi metto a dire che la Juve passa il turno, e io dico che fanno 2-0 nei tempi regolamentari e fanno il 3-0 nei supplementari. E ho mandato un emissario a fare la scommessa, io non scommetto mai. Può causare dipendenza patologica, quindi non si scommette mai, ma oggi sì, perché oggi si esulta. Si esulta per la vittoria di soldi. I soldi, che bella cosa i soldi, eh? Con i soldi si comprano i calciatori, si comprano i campionati, si comprano le coppe. Questa cosa è partita, l'emissario è in viaggio e adesso ci farà vedere. Allora, come commissionato da New York, Juve Atletico passaggio turno Juve e Juve Atletico risultato esatto 2-0 nei regolamentari. Da Napoli l'inviato di Valerio Fluido è tutto e ci speriamo buona. Il come volevasi dimostrare, né più né meno. Quello che avevo previsto è esattamente accaduto, con una leggera differenza, che Correa è impazzito e quindi invece di buttarlo giù in fuori area ha aspettato che Bernardeschi entrasse in area per dargli una spinta che poteva seriamente spezzargli la schiena al povero Federico Bernardeschi, il quale è più grosso di Capitan America. Ma ciò non toglie, il rigore c'è. Non si parla di rigori oggi, si parla di una Juve che ha dominato, Bernardeschi fa piede e piede, si scalcia da solo, ma la mano di Correa c'è, al punto che per me ci vuole un'inchiesta per capire questo, se l'anno prossimo va alla Juve, se è stato pagato, perché è roba che è inammissibile. Non ho mai visto fare un fallo più stupido e inutile di quello. Che cazzo allunghi la mano? Nemmeno lo fermi, nemmeno acchiappato la maglietta, era proprio una spinta per farlo cadere, per fare fallo. Ma va benissimo, oggi non si parla di rigori. Che queste interferenze? Non si parla di rigori, basta! Via! Di rigori non si parla, perché dobbiamo parlare prima di tutto, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Perché a parte gli scherzi, è stata una partita dove la Juventus ha dominato, ha imposto il proprio gioco. Dove sta? Posso usarli tranquillamente. Juventus che domina, impone il proprio gioco e dal primo minuto schiaccia l'avversario. Un avversario che è altro che... Mamma mia, l'Atletico Madrid è riuscito a fare peggio della Juventus dell'andata. Tutti schiacciati dietro stile Chievo, nemmeno un accenno di contropiede, proprio la rinuncia. E puoi mai resistere per 90 minuti quando dai il pallino del gioco a loro? Proprio palloni buttati in avanti con l'affanno dall'inizio. Ed è giusto che escano, è giusto che sia così. Io voglio che le squadre che giocano di merda escano. Va benissimo, sono contento che l'Atletico Madrid sia uscito dalla competizione, perché non puoi meritare di passare il turno se giochi così senza giocare. Proprio buttare la palla avanti senza nemmeno le punte che le inseguivano. Una roba veramente vergognosa. Ma va bene. E basta con queste interferenze. Valerio Fluido, Sta zitto. ti devo far vedere sento, una cosa. Non ti ascolto, non voglio sentire niente. Tu hai ragione, ma ancora. ferma, ti devo far vedere una Il cosa. rigore su Bernardeschi c'era, è inutile che Sì. fai, non c'è niente. È leggero il tocco, ma purtroppo ci sta. E quando c'è un leggero tocco si danno questi rigori. le devi vedere. Si danno. Siamo in Europa e si danno. Non è quello, no. Ma Guarda, tu guarda. non ci sono state altre situazioni, non c'è stato niente. È tutto a posto. Stammi a sentire a me, guardalo una Fammi questa volta, cosa. poi continui il tuo video. Ma tanto non... La Juventus ha dominato, ha dimostrato di Ah, vuoi vedere una meritare. ora questa cosa? Per E favore. non sto scherzando, Dai, ma vai. veramente non sto scherzando. Aio, su questo canale onestà, sempre, sempre fino alla fine. E quando un napoletano anti-juventino dice l'Atletico Madrid meritava di uscire, lo dice senza problemi. Quindi tutti voi che mo non stavate aspettando altro che questo video per insultarmi, per dire tutte quelle le cose che vi piace dire perché avete la bile, non riuscite a godere della vostra vittoria. Voi preferite rovesciare bile nei vostri avversari, in quelli che non vi fanno i complimenti e le cose. Purtroppo non li avete meritati i complimenti mai fino ad ora. Oggi li meritate, prendeteveli, accettate la mia obiettività e basta. E queste interferenze che vedo ogni tanto comparire qua, lasciatele stare, non ci diamo peso, perché l'Atletico Madrid non meritava di passare il turno con risultato di 3-1 per un rigore all'ultimo a tutto che è solare, e che mi dispiace, ma ancora una volta, nonostante una prestazione sontuosa, non è pulita. Ma prima di tutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Anche questa volta sontuosa, una prestazione maiuscola, proprio una finale di Champions. Così dovreste giocare la finale di Champions. Meglio ancora dell'impresa con Real Madrid del 3-0. È successa una volta. L'avete fatta un'altra volta. Solo che questa volta vi è andata bene perché l'arbitro ha deciso di non darlo. Il VAR era spento probabilmente.
Kill è fallo, quello di Chiellini è fallo, perché se Bernardeschi è vero che è stato toccato leggermente, io dico che è fallo perché Correa è cretino. Correa è cretino. Ma se quella leggera spinta fa cadere Bernardeschi ed è rigore, Chiellini che si butta come un gorilla ad impedire all'avversario di raggiungere il pallone con Szczesny in uscita, voglio, abbiate pazienza, è rigore. È rigore. Accettate i miei complimenti e accettate la realtà. Vi è andata bene, perché le partite si perdono anche per sfortuna, e la sfortuna di fare il fallo da rigore è capitata. La fortuna è che non ve l'hanno fischiato. Siete fortunati. Andate avanti.